L'anno scorso dalle 11:30 fino a mezzanotte e 30 abbiamo ricevuto sì no una ventina, 25 chiamate di emergenza, tutti per cani vaganti, spaventati, scappati dalle abitazioni a causa dei botti. 2 di questi ci hanno rimesso la vita, uno per infarto, un altro è stato investito. Tutti gli altri fortunatamente sono stati ritrovati dopo le corse disperate di ore e ore e giorni. È questo l'effetto dei botti sugli animali che hanno un udito 3 volte più sensibile di quello umano. Chi ha cani, se deve fare una passeggiata, ci vada non nelle ore dei festeggiamenti, magari verso le 7, verso le 8 già tornare, perché si comincia. Tenere gli animali in sicurezza, invece di tenerli in giardino, magari tenerli in casa fino alla mattina successiva e magari possibilmente stare con loro. Quindi dare tranquillità, perché comunque la presenza nostra per loro è tranquillità. A Bassano e anche in altri comuni non ci saranno ordinanze contro i botti, ma resta in vigore il regolamento generale. A Padova, ad esempio, hanno emesso un'ordinanza e hanno sostituito il classico spettacolo pirotecnico in Prato della Valle con uno spettacolo con i droni. Adesso questo ovviamente è una cosa a livello comunale che è diverso da quello che farà il privato, ma se si aumentasse il controllo sui singoli comuni sarebbe diversa la situazione. Per emergenze nella notte di Capodanno resta attivo il numero dell'ENPA 379 293 8957.